la carica dei 1000. Una folla oceanica ha invaso il ponte di Bassano, ancora crivellato dai colpi dei mortai napoleonici. Ma questa è un'altra guerra. Sul Brenta stavolta si combatte per ripristinare un tribunale stroncato dalla spending review. Il condottiero dell'esercito della giustizia è il governatore veneto Luca Zaia, in prima fila alpini, sindaci e parlamentari della Lega e del Movimento 5 Stelle. Sono stati bravi i cittadini che hanno dimostrato l'affezione e la vicinanza a questo tribunale, che è un tribunale che è l'emblema dell'efficienza. 2 anni e mezzo una causa civile a Bassano contro i 7 anni e mezzo di media del Veneto. La risposta è stata piena, più forse di quanto ci aspettavamo, perché qui il ponte è pieno e anche oltre, quindi bene così. L'attacco che parte dal ponte di Bassano e a un governo accusato di aver condannato a morte il tribunale in nome di una riforma della geografia giudiziaria che porta a risparmiare 19 milioni di euro in tutta Italia, ma solo a Bassano ne spreca 12. 12 milioni che è il costo della nuova cittadella della giustizia appena costruita e lasciata vuota. Adesso però c'è un decreto correttivo che aspetta i pareri delle commissioni giustizia di Camera e Senato e proprio in Parlamento ci potrebbe essere il colpo di scena con il ripristino di alcuni tribunali. Io credo che siamo veramente nei primi, nella short list, e se un qualcosa di correttivo avverrà, e secondo me non può non avvenire, a questo punto sono fortemente speranzoso che la soluzione si trovi. Quindi adesso che ripristino il Tribunale di Bassano, che facciano il Tribunale Pedemontana come chiediamo noi stessi per potenziare un tribunale che ha le possibilità di diventare un grande tribunale, questa la scelta spetta alla politica e al Ministero. Vediamo chi ascolterà. Insomma, non mancano le frecce all'arco di chi combatte questa guerra per riaprire un tribunale efficiente, a cominciare dal referendum ammesso dalla Cassazione, per cui il TAR ha già sospeso il trasferimento dei fascicoli a Vicenza. Noi abbiamo innanzitutto una sentenza del Tribunale amministrativo del Veneto, del TAR, che ci dà ragione e dà la sospensiva sul trasferimento dei fascicoli da Bassano a Vicenza. C'è il riconoscimento della possibilità di fare il referendum, ma soprattutto speriamo che tutti i parlamentari del Veneto in maniera trasversale salvino il nostro tribunale. Insomma, nonostante le apparenze, il tribunale di Bassano non è morto. Il ruggito del popolo dal Ponte degli Alpini si è sentito fino a Roma e il governatore Luca Zaia lancia un messaggio ai parlamentari veneti, che hanno tutti l'occasione di dimostrare di essere vicini a Bassano firmando un provvedimento trasversale in Parlamento che sia tutto Veneto.